Ci potrebbe essere all'orizzonte un referendum, voi direte l'ennesimo, sì, l'ennesimo, per cosa? Per stabilire la validità o meno delle modifiche dello statuto della Regione Veneto approvate dalla maggioranza. Le opposizioni infatti hanno annunciato battaglia con questo strumento. Questo è quanto si paventa. Abbiamo chiesto la possibilità di fare referendum, che siano i veneti, i cittadini e il popolo del Veneto, che si esprimano se preferiscono un consiglio con 51 consiglieri o un consiglio, come proposto dalla Lega e dalla lista Zaia, di 61 consiglieri. E battaglia a Venezia sulle modifiche allo Statuto della Regione Veneto varate dal Consiglio, o meglio, su una delle modifiche di una riforma che prevede anche un cambio delle modalità di conteggio dei consiglieri in aula per il numero legale, che scende se le assenze sono giustificate da impegni istituzionali, e il prolungamento della presidenza nel breve periodo tra la fine di una legislatura e l'inizio della nuova. A provocare lo scontro è la conformazione futura della Giunta. Gli assessori che non potranno più essere contemporaneamente anche consiglieri regionali. Per quale motivo? Lo stesso spirito della legge che riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti. Gli assessori dei comuni sopra i 15.000 abitanti non possono essere consiglieri e questo migliora sicuramente il funzionamento dell'organo, della giunta, gli assessori e distingue le due attività, l'attività legislativa e l'attività di governo. Lo statuto precedente, attaccano dalle opposizioni, era stato votato all'unanimità e non a colpi di maggioranza, e quegli assessori esterni non vanno bene. Ha anche un costo questa scelta da parte della Lega e della lista Zaia, perché il calcolo è circa 7 milioni di euro in più a legislatura, il costo di 10 consiglieri di fatto in più, 10 assessori esterni in più. C'è anche un controllo da parte del Presidente della Giunta su questi assessori esterni, non sarebbero quelli che il popolo ha indicato. Ma dalla maggioranza tirano dritto la modifica in linea con quanto accade altrove. È una norma che è riportata in quasi tutte le regioni italiane, fra cui la Toscana, l'Emilia e il Piemonte, per esempio, solo per citarne qualcuna. E quindi noi abbiamo fatto sì di rendere, portare avanti questa forma di equilibrio. Fra l'altro era già stato stabilito nella legge elettorale. Statuto che invece andrà probabilmente sotto esame degli elettori con un referendum che può essere promosso dagli stessi consiglieri. Noi abbiamo questo strumento che un quinto dei consiglieri devono servire 11 firme, siamo arrivati a 7, i 3 consiglieri di Veneto 2020 più i consiglieri del Movimento 5 Stelle. Per il momento siamo 7. Sempre di più le amministrazioni comunali affidano il controllo del codice della strada a mezzi elettronici, quindi abbondano i T-Red e i Targa System. Giro di vite in città per i furbetti dell'auto a Vicenza, dalle multe per la sosta vietata ai T-Red, il famoso semaforo dannazione degli automobilisti che, incuranti del rosso, sfrecciano a tutta velocità. L'amministrazione ha infatti deciso di metterne in funzione alcuni in quelle arterie viarie dove lo sport del passaggio con l'arancione e il rosso avviene con maggior frequenza. Si parte con lo spostamento di quello che era il Villaggio del Sole, dove oggi c'è una rotatoria che andrà a Sant'Antonino con Viale dal Verme per poi aggiungere. È in previsione l'installazione di un altro impianto ai confini con Creazzo sulla strada padana, appunto per verificare i passaggi con il rosso, non solo sanzionare ma anche intervenire dal punto di vista della sicurezza, perché sono le principali strade, le principali arterie, diciamo così, di entrata e uscita da Vicenza, che qualora si verificassero incidenti possono causare lunghe code e quindi traffico. T-Red visti come il grande nemico dell'automobilista, oggetto di contestazioni e strumento usato dalle amministrazioni per fare cassa, ma il comune non ci sta. È solo ed esclusivamente una questione di sicurezza appunto per gli automobilisti, tanto che abbiamo, diciamo così, rigettato l'idea di porre nuovi autovelox in città. Il tema dei passaggi con il rosso è un tema che giustamente deve essere sanzionato, perché purtroppo quando capita sono quasi sempre incidenti mortali. Nella riunione operativa con la polizia locale si è parlato però anche di introdurre il Targa System già in dotazione in città alla Polizia di Stato nei comuni della Valle del Lagno. Il sofisticato sistema tecnologico consente di verificare in tempo reale se l'auto monitorata è in regola con bolle o assicurazione, altro fenomeno che purtroppo sembra essere in aumento. Uno strumento di sicurezza per i cittadini, perché ci sono purtroppo troppe auto che viaggiano senza assicurazione e qualora si trovassero, diciamo così, a causare un incidente, il rischio è che le vittime non siano coperte.
Il comune di Padova ha dedicato un ponte a Rosa Parks. Stiamo parlando di una persona molto determinata e coraggiosa. La lunga marcia per i diritti civili non si ferma mai e passa anche per Padova. La madre dei diritti civili è universalmente Rosa Parks, la donna di Montgomery, in Alabama, che nel 1955, a bordo dell'autobus che la riportava a casa dal lavoro, si rifiutò, lei 42enne di colore, di cedere il posto a un passeggero bianco, come prevedeva la legge. Per questo venne arrestata e da quel giorno a suo sostegno iniziò in tutta l'Alabama il boicottaggio degli autobus pubblici da parte della popolazione di colore. Tutti in marcia a piedi, senza violenza, fin quando il fermo dei mezzi divenne insostenibile. Ora la marcia per i diritti civili attraverserà una passerella a lei intitolata. Il senso della passerella è il senso di ciò che unisce ed è il senso anche del camminare. In quegli anni Martin Luther King, Rosa Parks e tantissimi attivisti non violenti lottarono in modo pacifico per far presente che il tema dei diritti umani, dei diritti civili è un tema che deve riguardare tutto e deve essere garantito a tutti, perché la dignità della persona vale sempre. Padova ha scelto il giorno del compleanno di Rosa Parks per dare finalmente un nome al ponte ciclopedonale che da una quindicina d'anni attraversa il canale San Gregorio, collegando il Parco Fenice e il Giardino dei Giusti a Terranegra. Ora chi pedalando o camminando per quel crocevia sopra le acque, immerso nel verde, come hanno fatto anche i ragazzi della Media Falconetto che hanno partecipato alla cerimonia di intitolazione, avrà un motivo in più per ripensare e ringraziare chi lottò per i diritti di tutti. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.